SOS di CGIL, CISL e UIL al governo. Al momento dicono non ci sono i 90 milioni di euro necessari per sostenere chi ha perso il lavoro ed è in mobilità. I dati del 2014 in Veneto sono già allarmanti. In meno di 4 mesi sono 31.000 i lavoratori dell'artigianato e della piccola impresa per i quali le aziende hanno chiesto la cassa integrazione in deroga. Nel 2013 erano stati 62.000. Questo è inaccettabile, quindi noi siamo mobilitati in questi giorni e abbiamo una mobilitazione che arriverà proprio fino al 1° maggio, sperando che si risolva prima, ma per spingere, per chiedere al governo che vengano finanziate le ammortizzazioni in deroga, perché anche in Veneto le risorse che sono arrivate sono insufficienti, quindi questo è un dramma nel dramma. Da Roma non ci sono novità di altri stanziamenti per quest'anno. Il primo pagamento del 2014 da parte della Regione Veneto, 35 milioni, è servito a saldare la cassa integrazione del 2013. Restano fondi solo per un paio di settimane. Anche la Regione, dicono CGIL, CISL e UIL, può fare di più, favorendo in Veneto l'industria manifatturiera, la green economy e il turismo. Noi dobbiamo puntare all'innovazione, alla professionalità che c'è, alla qualificazione, selezionando. Su questo ci vuole anche un ruolo di regia e di sostegno da parte della Regione Veneto, l'utilizzo dei fondi europei, no, in maniera mirata. Non abbiamo questo incontro, questo senso di percezione di assunzione di responsabilità da parte del governo regionale. I sindacati raccomandano al governo più investimenti e meno decreti. Sul pacchetto lavoro di Renzi, nonostante siano state ascoltate le proposte delle parti sociali, le forme di lavoro restano troppe, confuse, non semplificano le procedure per le imprese che vogliono assumere, un'impostazione vecchia e sbagliata che per la CGIL non crea nuovo lavoro, tutt'altro. Ma soprattutto precarietà per le persone. Per sensibilizzare le istituzioni, i parlamentari veneti e i lavoratori sull'urgenza dei finanziamenti del governo per la cassa integrazione, dal 28 al 30 aprile i sindacati hanno organizzato dei presidi davanti alle prefetture di tutta la regione. Il primo a Padova lunedì 28 nel pomeriggio e anche a Rovigo il 30 mattina.